Agrigento non ha ancora un centro vaccinale, impennata nei contagi, preoccupa la variante inglese. Il pesce puzza dalla testa, l'ASP come l'ospedale, cumuli di rifiuti indifferenziati. Il Covid blocca la democrazia, si tornerà a votare in autunno. Sabato a Naro l'accensione del tripode dell'amicizia della Sagra del Mandorlo, sarà presente il sindaco di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Vaccinazione a rilento ad Agrigento, dove gli appuntamenti, nonostante la prenotazione, sono parecchio dilazionati nel tempo, con liste anche di 2 mesi. Sarebbe opportuno procedere ad una accelerazione nell'esecuzione dei vaccini, allestendo, come già annunciato, l'hub vaccinale o al Palacongressi del villaggio Mosè, reso a disposizione dall'ente Parco Valle dei Templi, o al Pala Moncada Porto Empedocle, offerto dall'imprenditore Salvatore Moncada. Il nostro direttore Arturo Cantella. In merito all'ordinanza che dispone il divieto di accesso dalle 15:30 alle 20 nella località di San Leone, il sindaco Franco Miccichè vuole chiarire che chi ha interesse a San Leone, anche se non ha la residenza, può accedervi dimostrando ai vigili impegnati nei controlli di avere l'attività commerciale o l'abitazione estiva o immobili adibiti anche a B&B o casa vacanze con bollette, lettere e quant'altro possa servire a confermarne i diritti. Intanto si registrano altri 3 nuovi casi di persone positive al Covid-19 nella nostra città. La notizia dei 4 casi registrati al liceo Politi ci porta a pensare che qualcuno di questi potrebbe essere anche della provincia, dove a oggi si registrano altri 29 casi. Ad Agrigento non ci sono stati decessi e nemmeno guarigioni, per cui il dato complessivo si attesta sui 59 casi in trattamento tra domiciliari e ospedalieri. Come sapete, afferma il sindaco, ho già disposto la didattica a distanza al liceo classico Empedocle e in quello scientifico Politi e ho ordinato anche la chiusura al traffico delle auto il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 20, con eccezione dei residenti e di coloro che possono dimostrare interesse come proprietari di locali e B&B. Sindaco, per la distribuzione dei vaccini, insomma, Agrigento è l'ultima città che ancora non ha un centro adeguato, il Presidente inaugura tantissime strutture in tutta la Sicilia, ma ancora Agrigento è l'ultima in classifica. Quando è che ci sarà un incremento delle vaccinazioni? No, Agrigento non so se è l'ultima in classifica, però proprio lunedì prossimo aprirà il centro vaccinale che è in itinere per ora, in fase di allestimento al Palacongressi, al villaggio Mosè. Per quanto riguarda poi le vaccinazioni saranno i governi a inviarci a noi i vaccini, ma già, ripeto, lunedì inaugureremo il centro vaccinale. Lei ieri ha lanciato un appello di preoccupazione, i casi vanno aumentando anche ad Agrigento, Raffadali, insomma questa variante inglese ha una velocità di contaminazione notevole. Sì, non solo una velocità di contaminazione, ma attacca anche le fasce più giovani, i ragazzi, quindi sono proprio loro che poi possono propagare, perché purtroppo sono quelli più soggetti agli assembramenti, quindi io raccomando massima prevenzione e massima accortezza nel rispetto della prevenzione sanitaria. La carenza di personale medico-infermieristico rallenta le vaccinazioni a domicilio. Si potrebbero spiegare così i grandi ritardi dell'ASP di Palermo nella vaccinazione degli over 80 ospiti di case di riposo, comunità alloggio e altre strutture socioassistenziali presenti in città e nel resto della provincia. Le segnalazioni infatti si susseguono a ciclo continuo. Il direttore sanitario dell'ASP, Maurizio Montalbano, non si nasconde dietro un dito e ammette le difficoltà e quasi quasi allarga le braccia. Per i miracoli ancora non siamo attrezzati, dice, e come dargli torto visto che le risorse umane necessarie per l'inoculazione delle dosi scarseggiano. Abbiamo fatto richiesta di 100 infermieri, dice ancora Montalbano, e se ne è presentato solo uno che non abbiamo potuto reclutare perché al momento è infortunato, quindi a fare il giro tra città e provincia per eseguire le vaccinazioni direttamente a casa ci sono soltanto i medici.
medici. Nelle postazioni fisse, prosegue ancora il direttore sanitario dell'ASP, un medico vaccinatore riesce a iniettare circa 70 dosi al giorno, un medico itinerante 4 o 5 al giorno. La mole di lavoro è imponente, l'ASP è impegnata nella vaccinazione a domicilio dei 2.500 disabili gravissimi sparsi in tutta la provincia e in contemporanea deve completare i vaccini per gli anziani. Tra case di riposo e comunità alloggio nel Palermitano ci sono 570 strutture, a Bagheria ce ne sono più di 100. Case di riposo e comunità alloggio fanno parte dello stesso gruppo e hanno la stessa priorità dei disabili gravissimi. Per effettuare vaccini itineranti continua ancora Montalbano. Il personale che abbiamo a disposizione non è sufficiente. Lo standard nazionale prevede un team di un medico e 5 infermieri. Ebbene, a noi mancano gli infermieri. La carenza di risorse umane è stata denunciata anche dal governatore Nello Musumeci, che assieme all'assessore alla salute Ruggero Razza ha bollato come ingenerose le polemiche rivolte alle regioni. Vorremmo poter vaccinare 24 ore al giorno, magari ricevendo le risorse umane aggiuntive promesse finora arrivate in numero contenuto. A fare eco l'assessore Razza, che sull'ordine delle priorità ha precisato: non abbiamo stabilito noi che la fase 3 del piano insegnanti, forze dell'ordine, forze armate, penitenziari, servizi essenziali anticipasse la fase 2 fragile over 70. Ciò invece è stato determinato a livello nazionale dalla struttura commissariale, che a sua volta ha dovuto recepire le indicazioni dell'agenzia regolatrice del farmaco, che ha autorizzato il vaccino di AstraZeneca solo sulla popolazione under 65, mentre, come è noto nel resto del mondo, non esiste questa limitazione. È una corsa contro il Covid. Arrivare primi significa salvare migliaia di vite oltre che la propria. È tutto un equilibrio sul filo spinato delle dosi che stanno arrivando con il contagocce. Secondo gli ultimi dati elaborati dall'assessorato alla salute nell'isola, ci sono state 390.929 somministrazioni così suddivise: 12.767 di Moderna, dedicate soprattutto agli anziani che non possono spostarsi, ai disabili gravissimi, 54.502 di AstraZeneca, il prodotto che copre le categorie essenziali senza particolari problemi di salute, e 323.660 di Pfizer. La media è di circa 15.000 dosi al giorno, sono in arrivo inoltre 100.000 AstraZeneca, in più per un totale di circa 240.000 a marzo. Ma come procede la Sicilia rispetto alle altre regioni italiane? Ebbene, ci soccorre il report del Ministero della Salute, che rispetto ai dati più freschi dell'assessorato offre cifre leggermente al ribasso. La percentuale più alta, con il 90%, spetta alla Valle d'Aosta, quella più bassa, con il 58,7%, alla Calabria. Ovviamente nel calcolare la quantità di inoculazioni si deve ricordare che è necessario mettere da parte i richiami. Ancora, scorrendo la tabella ministeriale, è possibile avere un quadro delle somministrazioni per fascia d'età. Quasi 90.000 dosi sono andate alle persone di età compresa tra i 50 e i 59 anni, segue con più di 70.000 la fascia tra 40 e 49. Tra 80 e 89 anni le dosi distribuite sono poco più di 55.000. La settimana prossima la campagna vaccinale probabilmente dovrebbe essere aperta ad ulteriori categorie. La Sicilia resta in zona gialla, ma in attuazione del nuovo DPCM scuole chiuse in 12 comuni siciliani da lunedì 8 a sabato 13 marzo, lo ha deciso il presidente della regione Nello Musumeci con una propria ordinanza. La valutazione sulla chiusura o riapertura degli istituti scolastici verrà fatta settimanalmente in base ai dati del servizio di sorveglianza ed epidemiologia dell'assessorato. Inizialmente l'ordinanza comprendeva anche i comuni di Lampedusa Linosa e Porto Empedocle nell'Agrigentino, ma Musumeci l'ha poi rettificata perché il numero di positivi in base al quale era stata decisa la chiusura delle scuole comprendeva anche migranti in quarantena. A sollevare il caso era stato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. Vediamo. Rispondo all'esigenza di molti cittadini che mi stanno contattando a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del 4 marzo numero 18 del Presidente della Regione Sicilia, che all'articolo 2 prevede
la chiusura di tutte le scuole dall'8 al 13 marzo. Molti mi stanno chiedendo come mai, che cosa sia successo. In realtà pare che ci sia stata un'erronea indicazione da parte dell'ASP di Agrigento del numero dei contagi di Porto Empedocle, perché io già nei giorni scorsi avevo evidenziato come a Porto Empedocle non ci fossero oltre 60 casi per come riportati nei bollettini dell'ASP di Agrigento, ma che in realtà fossero una decina i casi di Porto Empedocle e fra l'altro tra loro nessun caso di ragazzo che frequentasse le scuole. Avevo contattato i dirigenti dell'ASP evidenziando questa anomalia dell'inclusione dei dati che riguardano i migranti in modo indifferenziato rispetto ai dati che riguardano gli empedoclini. Per cui in realtà l'USCA a me notifica quotidianamente i dati degli empedoclini contagiati e guariti, e normalmente sono quelli che io indico quando scrivo aggiornamento sulla situazione del coronavirus a Porto Empedocle, e sono solo 10 o poco più. Invece noi siamo stati fra i 14 indicati, fra i 14 comuni della regione Sicilia, che comprende 390 comuni, in cui tutte le scuole di ogni ordine e grado vengono chiuse dall'8 al 13 marzo su disposizione del Presidente della regione Sicilia. Evidentemente c'è qualcosa di strano, è sicuramente un errore di valutazione, possibilmente incolpevole, ma legato al fenomeno migratorio. Presunto che la decisione del Presidente della Regione fosse legata a questo, e ho contattato immediatamente l'assessore alla sanità Razza perché rivalutasse la situazione empedoclina. Per fortuna, grazie a Dio, non abbiamo al momento alcun caso di studente positivo al coronavirus, quindi costringere alla chiusura totale delle scuole in un paese dove ci sono pochi casi e nessun caso appunto di studente o di bambino positivo al coronavirus mi pare assolutamente un fatto grave. E questa cosa evidenzia come questo paese di Porto Empedocle sconti anche a partire dai ragazzi, dai bambini, dai più piccoli, gli effetti negativi della gestione del fenomeno migratorio. Io domani continuerò quindi a interpellare la Presidenza della Regione Sicilia, ma a questo punto anche il Viminale, perché Porto Empedocle non può diventare zona rossa per via della gestione del fenomeno migratorio. L'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, tramite il presidente Settimio Vinti, ha scritto una lettera al presidente della regione Nello Musumeci e ha chiesto con urgenza che gli operatori turistici del settore alberghiero ed extra-alberghiero rientrino al più presto fra le categorie che necessitano del vaccino anti-Covid per motivi legati allo svolgimento del proprio lavoro. Lo stesso Vinti afferma: l'accoglimento di tale iniziativa sortirebbe almeno due vantaggi sostanziali. Il primo, la protezione del personale che quotidianamente interagisce con i visitatori delle strutture, evitando ulteriori eventuali contagi. Il secondo, il messaggio di sicurezza e attenzione verso coloro i quali scegliessero di visitare la nostra isola nella stagione estiva 2021. E preoccupa la variante inglese, la diffusione è circa il 40% superiore al virus originario. Arturo Cantella. Dottore Mangiacavallo è anche un noto pneumologo della nostra provincia, ecco, una valutazione su ciò che è questa nuova variante inglese che sta mietendo tantissimi contagiati,
abbiamo visto raffadali 30 solo in un solo giorno e ancora purtroppo ci sono delle carenze per la somministrazione dei vaccini, c'è chi tira la giacchetta, ogni categoria vuole la sua, ma in realtà si sconta una carenza nella distribuzione. Il suo punto di vista, dottore Mangiacavallo? Lei mi ha chiesto una risposta flash ad una domanda che ne racchiude almeno 10 ed è come se mi avesse chiesto di parlare di cenni sull'universo. La prima problematica che lei solleva è quella della variante inglese, che è sicuramente più preoccupante di quanto si possa immaginare, non tanto per la letalità che può determinare o per i quadri clinici che riesce a sortire, ma perché ha una invasività elevata, per cui l'indice di contagio di questa componente, di questa variante, l'ha portata ad una prevalenza rispetto alle altre del 60%. Il fatto che non sia particolarmente letale rispetto a quella classica non deve rassicurare, perché la diffusione del contagio rappresenta oggi un estremo, pesante pericolo anche in termini di ospedalizzazione e di ricoveri. Relativamente al vaccino io continuo a sostenere che trattasi dell'unico rimedio scientifico razionale che possa essere applicato per combattere la pandemia. Per quanto riguarda la disponibilità dei vaccini, vero è che dobbiamo sperare che arrivino al più presto più di 100 milioni di dosi, qualunque sia il vaccino da somministrare, io mi auguro che al più presto registrino pure Johnson & Johnson, ma è altrettanto vero che in Italia attualmente ci sono 12 milioni di dosi, ripeto, 12 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca che ancora non sono state utilizzate, il che significa che non è soltanto un problema di materia prima, ma è fondamentalmente un problema organizzativo che io mi auguro il nuovo commissario possa risolvere, perché fino a quando si manterranno come centri vaccinali soltanto gli ospedali, è una sua razionalità, questo l'ha avuto per la conservazione e per la catena del gelo del vaccino della Pfizer, se si continua a mantenere soltanto questi centri vaccinali ci vorranno 35 anni per vaccinare l'80% della popolazione italiana, ma se si diffonde sul territorio la possibilità di somministrare questi vaccini coinvolgendo i medici di medicina in generale, io divento particolarmente fiducioso, quasi ottimista, che in tempi razionali, nell'arco di 6 mesi, si potrà vaccinare tutta la popolazione. Sul fatto che ognuno rivendichi di essere vaccinato prima degli altri, che la categoria X vuole essere vaccinata prima di quella Y, credo che rientri nella normalità delle cose, perché ognuno ci tiene alla propria salute e non la considero una tutela della corporazione. Dovranno essere gli organi decisionali, sentito il parere del comitato scientifico, ad individuare le categorie da vaccinare prioritariamente, anche se molte categorie già hanno invaso queste priorità. Un dato è certo, che i soggetti fragili, qualunque sia la loro età, credo che abbiano il diritto di passare avanti rispetto a tutti gli altri, perché soggetti immunodepressi, soggetti diabetici gravi, soggetti scompensati si espongono ad un rischio notevolmente superiore rispetto agli altri soggetti che vivono in comunità, per cui io mi auguro che al più presto possano essere individuate queste fragilità e che si possa provvedere al più presto alla vaccinazione di questi soggetti. Sporcaccioni in azione non solo all'ospedale di Agrigento ma anche nella sede centrale dell'ASP. C'è il servizio. Cumuli di vergogna, ammassi di inciviltà, puzza di illegalità. Gli sporcaccioni hanno tante sedi, alcune sono istituzionali. Ad Agrigento dall'avvio della differenziata sono stati ripresi e multati tanti cittadini privati, alcuni autoctoni, altri in trasferta, a gettare la propria immondizia agli angoli delle strade. Oggi fa scalpore vedere che non sono solo i singoli, ma anche le grandi realtà a essere un po' troppo sporcaccione. Puzza tanto il caso dell'ospedale di Agrigento. Pagine intere di satira, perché certe volte si deve pur ridere per non piangere. I cumuli di rifiuti al San Giovanni di Dio hanno fatto indignare non solo la città di Agrigento, ma come recita un proverbio, il pesce puzza dalla testa. E ben si attaglia questo proverbio con queste immagini. Siamo all'interno della cittadella sanitaria della città di Agrigento. Meglio chiamarla città di Agrigento e non città dei templi, se no storce troppo. Guardate, guardate, siamo nella sede della Direzione Generale dell'ASP, azienda sanitaria provinciale. Anche qui una montagna di rifiuti. E chissà che questa volta gli sporcaccioni, come già avvenuto in passato, abbiano fatto un bel sorriso alla telecamera.
E dalla sede centrale torniamo alla discarica figlia, quella dell'ospedale. Lì ieri mattina è partita la bonifica con la raccolta di carta e cartone che proseguirà nei prossimi giorni con la raccolta di altro materiale. Ma non sarà un'operazione breve. A causa della pandemia in corso e della temuta terza ondata, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto legge che differisce le consultazioni elettorali per l'anno 2021 dalla prossima primavera ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, rinviate pertanto in Sicilia le elezioni amministrative che nell'Agrigentino interessano i comuni di Favara, Porto Empedocle, Canicattì, Montevago e San Biagio Platani, quest'ultimo comune sciolto per infiltrazioni mafiose. L'Università di Agrigento si trasferisce in via Atenea. Il nostro direttore Arturo Cantella ha intervistato il direttore dei lavori. Vediamo. La costruzione dell'ospedale di Agrigento risale intorno al 1250 su iniziativa del vescovo Urso, il quale si era prodigato per l'assegnazione della chiesa di San Giovanni Battista a Fra Enrico di Taranto dei Cavalieri Teutonici perché si realizzasse un ospizio per i cavalieri e i pellegrini. Nel 1915, nel corso della Prima Guerra Mondiale, l'ospedale viene dichiarato ospedale civile di Girgenti con una disponibilità di 350 posti. Nei primi anni '80 lo sviluppo dell'ospedalità e la richiesta sempre più serrata di assistenza sanitaria convince gli amministratori agrigentini e gli operatori sanitari a fornire alla città una nuova struttura più adeguata alle mutate esigenze di salute, realizzando l'attuale sede di via Giovanni XXIII. Alla fine degli anni 90 l'edificio venne quindi acquistato dall'Università degli Studi di Palermo a seguito di un finanziamento per il potenziamento della sede universitaria di Agrigento. Nel 2005 viene stipulato un contratto di comodato fra l'Università di Palermo e il Consorzio Universitario di Agrigento e i locali vengono affidati per l'appunto al CUA. Nello stesso anno il CUPA ottiene un finanziamento per il recupero di una parte dei locali da destinare a residenza universitaria per studenti fuori sede. I lavori vengono ultimati nel 2010 e nella parte superiore viene realizzata una struttura che può ospitare 25 studenti fuori sede. Successivamente la parte prospiciente, la via Atenea, viene riconsegnata all'Università di Palermo per aderire con il comune di Agrigento al progetto Girgenti. Sentiamo in merito l'ingegnere Michele Carrubba, direttore dei lavori dell'ex ospedale. Allora, l'importo dei lavori è circa di 4.269.000 euro, comprensivi degli oneri della sicurezza. Il cantiere già è stato consegnato in via d'urgenza alla ditta il 12 di febbraio appunto, del mese scorso e per una stima presunta di 950 giorni lavorativi, quindi presumiamo di poter concludere i lavori nel settembre del 2023. È un lavoro che è stato voluto fortemente in sinergia tra l'Università degli Studi di Palermo e il Comune di Agrigento, con fondi in parte a gravare sul bilancio di Ateneo e in parte sul cosiddetto progetto Girgenti, legati all'accordo tra il Comune di Agrigento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È un lavoro importante che darà dignità all'immobile perché chiaramente andremo a riprendere tutte quelle che sono le parti architettoniche esterne e chiaramente verrà adattato a quelle che sono le esigenze funzionali dell'università per le esigenze, i corsi di laurea o la destinazione che l'Ateneo riterrà opportuno indicare per questo edificio. Quindi può diventare un punto di riferimento per la viabilità, per lo sviluppo del centro storico questo stabile messo in uso, no? Sì, certamente lo vuole essere, lo vuole diventare, anche perché da anni che comunque noi seguiamo questo immobile e nei vari sopralluoghi che sono stati fatti vediamo l'interesse da parte della cittadinanza, dei cittadini che passano rispetto appunto a questo immobile che è stato prima ex ospedale, liceo classico, quindi molti e tanti ricordi su questo edificio che vuole essere chiaramente di sviluppo all'asse viario della città e al centro storico che a noi oggi come oggi viene sempre meno
a causa della presenza dei... Poi si recupera uno stabile che era quasi lasciato perdere a se stesso. Sì, è la parte prospiciente di questo intero immobile che già alcuni anni or sono è stato ristrutturato dal Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento per la parte retrostante. È rimasta questa parte anteriore che chiaramente è la più visibile, la più bella perché è aggettante sulla via Atenea, quindi noi vogliamo fare veramente un centro funzionale alle esigenze dell'Ateneo e chiaramente della cittadinanza tutta intera della città di Agrigento. Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, capogruppo di Forza Italia, interviene nel merito delle tariffe applicate ai commercianti ambulanti. Come in altre occasioni in questi ultimi anni, afferma Gramaglia, l'amministrazione è costretta ad adottare un provvedimento ponte per ovviare ad un vuoto normativo creato da chi ci ha governato a livello nazionale negli ultimi anni. Con la legge del dicembre 2019, infatti, sono state abrogate delle consolidate forme di entrata per gli enti locali, ma nel contempo non sono state regolamentate, visto che in epoca di pandemia e declino economico questo vuoto ha significato totale confusione ed incertezze. Anche se il canone unico patrimoniale è una disciplina provvisoria, voglio ricordare che la categoria dei commercianti ambulanti, soggetti maggiormente coinvolti, ha seri problemi che minano la sopravvivenza delle loro attività e anche la sussistenza quotidiana personale delle loro famiglie. Sono sicuro che l'attuale amministrazione saprà avere la giusta attenzione nel determinare le tariffe da applicare, conclude Simone Gramaglia. A Palermo la Corte d'Assise d'Appello ha condannato a 30 anni di carcere Orazio Rosario Cavallaro, 61 anni, di Ravanusa, già condannato all'ergastolo in primo grado ad Agrigento perché è ritenuto il responsabile dell'omicidio di Angelo Carità, 61 anni, di Licata, ucciso 6 mesi prima, il giorno di Pasquetta, 2 aprile del 2018. Angelo Carità, a sua volta, nel febbraio 2017 è stato condannato dalla Corte d'Assise d'Agrigento all'ergastolo per l'omicidio di Giovanni Brunetto, 60 anni, di Licata, e poi è stato libero per decorrenza dei termini. Truffa delle mascherine. Sono 2 le forniture in Sicilia finite all'attenzione di chi indaga anche sulle relazioni pericolose dell'ex ministro Saverio Romano. Il politico avrebbe sponsorizzato un'azienda di Milano sfruttando i suoi buoni rapporti con il dirigente regionale. C'è il servizio. Nel mercoledì appena trascorso, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, come detto nelle precedenti edizioni di questo notiziario, si sono presentati di buon mattino presso la dimora palermitana dell'ex ministro Saverio Romano. Hanno mostrato lui un decreto di perquisizione personale, informatica e domiciliare firmato dai magistrati della capitale, gli stessi che stanno indagando sulla milionaria truffa contestata ad una società milanese, la European Network TLC, aggiudicataria di alcune forniture di dispositivi di protezione individuale che sarebbero finite alla protezione civile anche siciliana. Peccato che le mascherine, i guanti, i camici in oggetto sarebbero risultati di pessima qualità. Ovviamente un pensiero sporco lo si fa pure del lecito che lo si faccia. Dispositivi poco efficaci in un periodo dove la pandemia ha spettinato la vita di ogni singolo soggetto di questo mondo. È probabile che abbiano veicolato, e non certo per osmosi, il virus a quelle stesse persone che inconsapevoli indossavano quei dispositivi. Il dubbio c'è e rabbrividisce pensare come in un momento così delicato, sconvolgente, doloroso si possa lucrare sulla vita degli altri. Però intanto è stata congelata la maxi gara della regione siciliana per la fornitura di guanti chirurgici e non per le aziende del sistema sanitario, un appalto da 98,4 milioni di euro. La gara si sarebbe dovuta celebrare lo scorso 24 febbraio 2021, ma è stata differita. La nuova data, si legge nel portale della regione, verrà comunicata ai partecipanti dopo la nomina della commissione aggiudicatrice. Il maxi appalto è suddiviso
diviso in 50 lotti. Secondo i PM romani sarebbero stati accertati contatti tra Saverio Romano e Colcina, capo della protezione civile. Romano, secondo le accuse contestate, gli avrebbe sponsorizzato proprio l'azienda Marcia di Milano. Attualmente per il filone siciliano si indaga su 2 gare a fronte dei contratti sottoscritti che prevedevano la consegna di dispositivi di protezione individuale marcati e certificati, cioè rientranti nella categoria merceologica di prodotti ad uso medicale. L'impresa milanese facente capo a uno degli arrestati, un tale Farina, che fino al mese di marzo 2020 era attiva soltanto nel settore dell'editoria, ha dapprima fornito documenti rilasciati da enti non rientranti tra gli organismi deputati per rilasciare la specifica attestazione e successivamente, per superare le criticità emerse durante le procedure di sdoganamento della merce proveniente dalla Cina, ha prodotto falsi certificati di conformità forniti anche tramite una società inglese riconducibile sempre ad uno degli arrestati, ovvero non riferibili ai beni in realtà venduti. L'ex ministro delle politiche agricole Saverio Romano, indagato per traffico di influenze illecite. L'attività tecnica ha evidenziato il quadro relazionale di cui Vittorio Farina si avvantaggia nello svolgimento della sua attività di procacciatore di affari per conto della ENT SRL. Farina vanta, si legge nell'ordinanza, rapporti con personaggi noti come per l'appunto l'ex senatore Romano, soggetti per il tramite dei quali riesce ad avere contatti con pubblici amministratori che in questo periodo si occupano delle forniture pubbliche di dispositivi medici e di protezione individuale. Sono consulente della European Network dal marzo 2020 con regolare contratto per mezzo del quale, ha ammesso Saverio Romano, ho svolto regolare attività professionale. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Ho letto sul giornale, quindi buon lavoro alla magistratura e agli inquirenti. Quindi lasciamo lavorare la magistratura, qualunque condizione anche di emergenza non può legittimare atti al di fuori della legge. Vito Nicastri, il re del vento in affari con la mafia, è un uomo libero. La Procura di Palermo ha emesso un decreto di sospensione dell'esecuzione della pena. Nicastri, difeso dall'avvocato Sebastiano Dare, è stato detenuto per l'ultima delle 3 condanne che gli sono state inflitte dopo il patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per corruzione, dopo i 4 anni e 3 mesi per intestazione fittizia di beni. Lo scorso 15 dicembre Nicastri ha patteggiato 2 anni e 7 mesi per bancarotta fraudolenta relativa alle Eolica Service Palermo, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo a causa di un buco di bilancio da 3,9 milioni di euro. L'articolo che ha consentito la liberazione di Nicastri è il 656 del Codice di procedura penale. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a 3 anni, il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione. Povertà assoluta e delle spese per consumi. Nel 2020 oltre 2 milioni le famiglie in povertà assoluta. Lello Casese. Sono oltre 2 milioni, e cioè 1 milione in più, le famiglie in povertà assoluta. Questo è il dato drammatico pubblicato ieri da un rapporto dell'Istat. La crisi causata dal Covid ha creato una situazione insostenibile e difficile per moltissime famiglie. L'incremento è veramente agghiacciante. Le famiglie totalmente indigenti sono 335.000 in più, più 7,7% rispetto al 2019. E il numero complessivo degli individui che fanno parte di queste famiglie e che perciò ogni giorno hanno problemi a mettere insieme il pranzo con la cena ed anche a soddisfare i bisogni primari sono circa 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione italiana. Come detto, in un solo anno 1 milione in più. Si è ridotta tuttavia la distanza media dei consumi delle famiglie povere dalla soglia di povertà, che ha subito invece una minima riduzione. Nel 2020 molte famiglie sono passate sotto la soglia di povertà, mantenendo una spesa per i consumi grazie alle misure pensate dal governo precedente a sostegno dei cittadini. Il Mezzogiorno resta l'area dove la povertà è più diffusa, con il 9,3% contro il 5,5% del centro ed il 7,6% del nord. A veder peggiorare la propria condizione sono le famiglie monogenitore, le coppie con un figlio e quelle con 2. La presenza di figli minori espone maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con una incidenza di povertà assoluta che
sale di percentuale dopo il miglioramento che si era registrato nel 2019. L'incidenza di povertà nel 2020 raggiunge 1.346.209 in più rispetto all'anno precedente e le stime mostrano un peggioramento anche per gli individui nelle altre classi di età, ad eccezione degli ultra 65enni per i quali rimane sostanzialmente stabile. Sono infatti le persone nella fase centrale lavorativa, quelle cioè che hanno un'età che va dai 35 ai 44 anni, i maggiormente colpiti dalla crisi economica causata dal Covid. I consumi, altro dato preoccupante, sono calati nelle famiglie in tutto il paese, meno 10% nel nord Italia, seguito dal centro che ha una percentuale dell'8,9%, dal mezzogiorno meno 7,3%. Tuttavia il centro-nord continua ad essere la zona con maggiore capacità di spesa nonostante il calo, poiché si spendono circa 2.500 euro mensili a fronte dei 1.900 del mezzogiorno. Nel 2020 si è però continuato a spendere per la casa, mentre sono scesi gli altri acquisti alimentari e bevande analcoliche, abitazioni, acqua, elettricità ed altri combustibili. Manutenzione ordinaria e straordinaria sono rimaste sostanzialmente invariate. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Sono settimane che i catanesi convivono con la cenere vulcanica, l'Etna è più attiva che mai, non è tutto rose ed eruzioni mozzafiato però. Tanti sono i disagi causati dalla cenere vulcanica, tanto da portare diverse personalità politiche e sindacati a chiedere lo stato di calamità. Anche il fattore salute sembra essere messo in discussione. A chiedere risposte all'Istituto Superiore della Sanità il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Vediamo. Catania e tutto l'Interland è avvolto dalla cenere. Farete qualcosa come regione? Vi dico una cosa che non vi ho mai detto. Non abbiamo la certezza che la cenere vulcanica sia non nociva. Vogliamo aprire una interlocuzione con l'Istituto Superiore della Sanità per una analisi di quel materiale che, lo ricordo, viene per giorni maneggiato dalle persone e soprattutto diventa strumento di gioco per i bambini. Vogliamo avere la certezza che la cenere vulcanica non sollevi polveri nocive all'essere umano. Al di là di questo rimane un disagio e rimane anche il peso e l'onere finanziario per i comuni che vivono già alla giornata. A Palermo si dice murumuru cospetale. Ho imparato questa e mi piace perché rende benissimo l'idea. Poi se la situazione è gravissima si dice murumuru cu campusante. Ecco. E allora io vorrei poter disporre, ne parleremo oggi in giunta, vorrei poter disporre una risorsa, c'è anche l'assessore alle finanze, vorrei poter disporre di una risorsa per sostenere e cofinanziare l'intervento di rimozione della cenere vulcanica nei comuni interessati, che vi ricordo è un'operazione certamente costosa e anche complessa e faticosa. 22 cavalcavie della A20 Palermo-Messina sono stati sequestrati dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su decreto emesso dal GIP ed eseguito dalla locale Polizia Stradale. I dettagli nel servizio. Ben 22 cavalcavia sull'autostrada 20 Messina-Palermo sono stati interessati da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed eseguito nell'escursione dalla locale sezione di Polizia Stradale.
Tutti i cavalcavia interessati dal provvedimento sono ricadenti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e sono stati affidati in custodia agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali e delle operazioni di ripristino. 4 le persone deferite in stato di libertà ritenute responsabili del reato di omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Sulla nuova indagine che ha portato al sequestro dei cavalcavia, il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Salvatore Minaldi, ha dichiarato: come è ormai noto, teniamo in grande considerazione il tema della sicurezza infrastrutturale di ponti, viadotti e cavalcavia, tant'è vero che tutte le strutture indicate nel sequestro, nessuna esclusa, sono interessate già da tempo o da interventi di manutenzione eseguiti da esperti ingegneri strutturisti o ancora da rilievi e indagini scientifiche condotte tenendo in considerazione anche le linee guida fornite dal Ministero. L'indagine a tappeto avviata, che in verità interessa la totalità della nostra rete autostradale, ha già fornito, prosegue il direttore generale del CAS, i primi esiti a seguito dei quali, come è noto, siamo intervenuti dove era necessario in modo celere e deciso. Nel dettaglio, prosegue Salvatore Minaldi, sono 21 le strutture oggetto di indagine, tutte attraversate da strade non di nostra competenza. Di queste 21, 17 sono attualmente oggetto di interventi di manutenzione ordinaria progettati da ingegneri e approvati secondo le normative vigenti. Per 3, conclude il direttore generale del CAS, sono in corso indagini strutturali approfondite sulla scorta delle segnalazioni rilasciate dai progettisti. Infine, sull'ultimo rimanente si è già intervenuto sulle selle di appoggio alle travi. A Palermo nasce una biblioteca itinerante dal centro alle periferie, in costruzione una tensostruttura con connessione internet, postazioni e libri da prendere in prestito che girerà nelle piazze delle 8 circoscrizioni cittadine. I dettagli nel servizio. Questa biblioteca si sposterà a cominciare da aprile in ciascuna delle 8 circoscrizioni con i suoi libri, con le sue postazioni internet, con la possibilità quindi di fare ricerca, di studiare, di leggere, ma anche, se lo consentiranno naturalmente le condizioni, di fare piccole presentazioni di libri piuttosto che piccoli convegni e così via. Se non è il cittadino a venire nelle biblioteche, e allora sono i libri ad andare da lui. Il concetto è questo. E appunto, in un periodo come questo, la cultura ne ha risentito, e quindi qual è il ruolo oggi e quali gli strumenti oggi delle biblioteche per arrivare ai cittadini? Consultazione a distanza, abbiamo usato moltissimo il Drive per condividere dei documenti, abbiamo creato una serie di appuntamenti video proprio per cercare di continuare a offrire un servizio. Naturalmente questo non vuol dire che venga a mancare il lato fondamentale, che è quello del contatto anche umano fra l'utente e il bibliotecario. Però in una situazione di emergenza come quella attuale ci è parso giusto mandare avanti tutti i servizi digitali, cosa che alla fine costituisce un arricchimento per le biblioteche, perché anche in futuro procederemo su questo doppio binario analogico e digitale. La biblioteca non sarà solo sociale ma anche social, per così dire. Diciamo, la biblioteca si deve aprire necessariamente a tutti per essere al passo con i tempi. C'è chi dice che la più grande povertà è quella di non potersi approcciare alla cultura. La biblioteca è per eccellenza il luogo assolutamente democratico, nel senso di aperto a tutti e che dà a tutti le stesse possibilità, e questo ruolo diventa ancora più importante nell'era di Google, con le possibilità che dà internet. Perché andare a studiare in una biblioteca? Google non sempre ci offre le informazioni giuste, non sempre l'utente è preparato a fare le ricerche giuste. In questo caso il bibliotecario e la biblioteca servono proprio da intermediari, da tramite per un accesso corretto e proficuo al mondo del sapere. Un ruolo importante anche delle biblioteche è in rapporto alle scuole. In questo momento qual è la compenetrazione?
Per realizzare il nostro progetto abbiamo bisogno delle scuole, perché abbiamo bisogno che in ogni scuola di ogni circoscrizione i ragazzi siano attivati per contribuire con delle loro iniziative. Questo libro comunque prevede un intero mese dedicato ai bambini. I bambini di oggi saranno i lettori di domani e quindi è bene abituare fin dalla più tenera età i bambini ad accostarsi al libro, ad accostarsi alle fonti del sapere, a leggere con spirito critico, perché quello che manca in questa generazione che è così magari abituata al cellulare, ad altri dispositivi, è lo spirito critico. Noi leggendo un libro non subiamo, non siamo spettatori passivi, siamo lettori attivi e questo è importante. Domani sabato 6 marzo la SEAP dal Licardillo Aragona torna in campo per la 7ª giornata, la seconda di ritorno del campionato nazionale di Serie B1 Girone E2. Le biancazzurre se la vedranno ancora una volta con la Mando Volley Santa Teresa di Riva, squadra messinese già affrontata e battuta mercoledì scorso alle Toianni nel recupero della giornata non disputata per causa Covid nel girone di andata. Ascoltiamo il coach della SEAP Massimo Daggioni. Noi pensiamo di sì, ci aspettiamo sicuramente un'altra partita molto intensa, molto difficile, molto combattuta. E ripartiamo da una partita giocata ieri con grande spirito, con grande temperamento e ci incroceremo di nuovo per vedere chi riuscirà a prevalere. Penso che l'agonismo, chi ha visto la partita ieri, non sia mancato, quindi diamo per scontato che ci sarà una grandissima intensità, una grandissima voglia di vincere da parte di tutte e due le squadre. E bisognerà far bene alcune cose che ieri ci sono riuscite sicuramente perché alla fine la partita l'abbiamo portata a casa, ma anche con grandi difficoltà, con dei momenti in cui loro avevano il pallino del gioco in mano, quindi bisognerà riuscire a contrastare meglio i loro punti di forza e riuscire a imporre di più il nostro gioco. Che avversario ti aspetti sabato al Nicosia? La squadra è quella, ci abbiamo giocato ieri, quindi le caratteristiche chiaramente non cambiano, e poi però ogni partita fa storia a sé, quindi loro sicuramente hanno anche delle giocatrici di grande esperienza che sono in grado anche di cambiare un po' le carte in tavola da una partita all'altra. Il Covid-19 non ferma il mandorlo. Sabato sera alle 19:30 a Naro il sindaco Maria Grazia Brandara e il collega di Agrigento Franco Miccichè accenderanno il tripode della sagra del mandorlo in fiore 2021. L'evento sarà trasmesso in diretta. Quest'anno il mandorlo in fiore torna e lo fa però quasi del tutto virtualmente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.